Sono riprese a pieno ritmo le vaccinazioni sia in ospedale sia nel quartiere fieristico a Gorizia. Secondo le informazioni ricevute da Giugi è stata aperta la campagna vaccinale a due nuove categorie estremamente vulnerabili dai 16 anni d'età e su a fasce di età 75-79 non estremamente vulnerabili secondo gli elenchi a disposizione. Nel quartiere fieristico di Via della Barca si vaccinerà di mattina, da lunedì a venerdì, e a scavalco sull'agenda spostata dall'ospedale nelle giornate di sabato dalle 8 alle 19 a partire dal 3 aprile e tutto il giorno di domenica dalle 8 alle 20. Questa nuova attività, tenuto conto della disponibilità dei vaccini, si svolge su 5 postazioni con appuntamenti ogni 6 minuti. Per domani e dopodomani è programmata la prima seduta degli estremamente vulnerabili, mentre per sabato è confermata l'attività che era già in programma over 80. Domenica sarà recuperata la giornata sospesa martedì 16 marzo, mentre lunedì 29 è programmata la prima seduta dedicata alla fascia d'età 75-79 anni. Le attività per delle prossime settimane potranno essere ampliate ulteriormente con l'attivazione delle seconde linee vaccinali, oltre 5 postazioni, con appuntamento ogni 6 minuti e potenziali 550 dosi, in base alle consegne dei vaccini. Sperando che non siano più interruzioni, dunque si sta accelerando anche a Gorizia la somministrazione di vaccini, unica strada per poter uscire dalla pandemia.